Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua in questo nuovo video. Il video post partita di Cagliari Fiorentina. Ci sarebbero tante cose da dire, veramente tante. Però l'unica che mi viene da dire è grazie. Grazie perché ho visto il seguito della partita col Bologna, grazie perché ho visto una squadra cazzuta, grazie perché non ho visto la solita squadra arrendevole, grazie perché ho visto il Cagliari che mi piace vedere. Il risultato è parzialmente arrivato, c'è stato anche un rigore sbagliato, c'è stata un'espulsione per loro, c'è stato il gol dell'ex, c'è stato di tutto dentro questa partita, ma io ho visto una squadra con gli attributi. Ho visto una squadra che ha sudato la maglia, una squadra che ha giocato da squadra. E io non posso che essere la persona più felice del mondo se vedo questo Cagliari. È in partite come queste che posso permettermi di dire che il risultato passa in secondo piano, che la cosa che conta di più è la prestazione. Perché secondo me oggi la prestazione c'è stata e a me è piaciuta. Anche nel secondo tempo, anche se abbiamo avuto delle occasioni per concludere la partita e non l'abbiamo conclusa. È chiaro, non è proprio una cosa bellissima, ma la prestazione sotto c'è stata. Io ho veramente pochissimo da recriminare alla squadra. E questo fa pensare come è entrato Lovato. Lovato ha sostituito Altare. Dopo 30 secondi che era entrato a freddo, ha fatto un intervento cruciale. Giocatore veramente fenomenale Lovato. Oggi tutta la squadra ha giocato bene, non riesco a trovarne uno peggiore di un altro. Oggi c'è veramente da fare chapeau al Cagliari perché nonostante sia arrivato soltanto un pareggio, credo che abbiamo fatto una delle prestazioni migliori di questo campionato. Sulla questione Sottil non mi esprimo, anche perché in quel momento è arrivato il Corriere, quindi ero un attimo andato a prendere un pacco e non ho visto quello che è successo, quindi non lo so, però non l'ho visto. Devo essere sincero, un po' mi lascia con la bocca amara il gesto di Sottil perché non credo che noi abbiamo mai fatto qualcosa a lui personalmente, anzi il Cagliari credo sia stata una piazza importante per Riccardo. L'anno scorso ha giocato bene, quindi non vedo il motivo di tutto questo casino. Non sono uno di quelli che dice che contro le ex squadre non bisogna esultare, perché un giocatore deve fare quello che meglio crede, quindi può tranquillamente esultare. Però arrivare a fare un gesto simile, ehm, non lo so, non mi ha lasciato particolarmente contento. Io sono curioso di sapere voi cosa ne pensate. La prossima partita sarà molto 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 tosta perché ok c'è la sosta, se non ricordo male, quindi recupereremo tutti gli altri indisponibili anche se praticamente tutti sono tornati, però sarà tosta contro l'Atalanta perché ok rientreranno Carboni e Pavoletti, però mancherà Joao e Joao non è un'assenza così da poco. Joao è un'assenza importantissima. Però dopo queste partite io confido che la mia squadra possa andare a Bergamo e giocarsi la partita a viso aperto, tranquilli, consapevoli che qualsiasi cosa riusciremo a portare da Bergamo potrà essere soltanto positivo, se ci sarà una prestazione simile a quella che c'è stata oggi. Ovviamente, che ripeto, secondo me è la prestazione migliore che ha fatto il Cagliari quest'anno. Anche contro il Bologna abbiamo giocato benissimo, parliamoci chiaro. Eh, Però col Bologna c'erano comunque delle attenuanti, secondo me anche abbastanza importanti. Contro la Fiorentina, tralasciando Vlahovic, secondo me non c'erano. E veramente questa cosa mi riempie d'orgoglio. Sarò ripetitivo in questo video, ma è la verità.
Cioè, questo Cagliari a me riempie d'orgoglio. Sono tronfio d'orgoglio. E niente, fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate. Sono veramente curioso di sapere se è solo una mia sensazione o se lo pensiate anche voi. E detto questo, ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella!